Serie B-Win, tutti i colori della passione. 25esima giornata della Serie B-Win, la capolista Sassuolo va a far visita al Cittadella, battuto nella gara d'andata per 2-0, le reti di Marchi e delle bomber del Sassuolo di Pea, Sansone su rigore. 2-0 che la formazione del Sassuolo cerca di bissare in questo turno importantissimo per mantenere la vetta del campionato, ed è subito la squadra ospite pericolosa al secondo minuto con Magnanelli che innesca Missiroli, il destro in diagonale, bravissimo Cordaz nella parata, dire di no al numero 70 del Sassuolo. Al sesto minuto ancora Missiroli prova la girata sotto misura, ma la difesa del Cittadella può liberare. Si passa allora al 32esimo con il primo tiro in porta del Cittadella, è una girata di sinistro debolissima di Ma, parata facilmente da Pomini. 2 minuti dopo è Sansone su punizione a lambire la traversa, il sinistro a giro del numero 12 del Sassuolo, palla di poco alta. Al 38esimo il turno del Cittadella con la conclusione di Di Nardo. C'era la potenza, è mancata la precisione, pallone alto, si va al secondo tempo allora della sfida del tombolato con il Sassuolo che spinge. Al quarto minuto c'è un rinvio maldestro di Cordaz, prova ad approfittarne Sansone, ma svirgola il sinistro. Osserva preoccupato la partita il tecnico del Cittadella Foscarini. Cittadella che spinge ancora, ci prova con questo sinistro. Il pallone però alto, calciato da Schiavon. Ancora Cittadella che spinge dalla destra, il sinistro tentato da Di Roberto. Pallone altissimo per il numero 7 del Cittadella. Inizia la girandola di cambi con il Sassuolo di Pea che inserisce Gazzola, acquistato nel mercato di gennaio dall'Ascoli per Longhi. La punizione di Magnanelli. Ancora Cordaz a dire di no, bravissimo il portiere del Cittadella sul destro del capitano del Sassuolo. Risultato ancora fermo sullo 0-0. Ci prova da palla inattiva il Cittadella. La punizione di Di Roberto è parata da Pomini in calcio d'angolo, sinistro rasoterra del giocatore di casa. Bravo Pomini a dire di no, distendendosi alla sua sinistra. Secondo cambio per la formazione di Pea. Viene richiamato Missiroli, dentro Marchi, l'uomo che aveva sbloccato la gara d'andata, mentre nel Cittadella entra Bellazzini per Ma. Sono queste le scelte dei due allenatori. Spinge ancora il Sassuolo e su una punizione di Sansone è Magnanelli a provare il destro dal limite, pallone che termina alto. Altro cambio nelle file del Sassuolo, ovvero il terzo cambio, esce Coffi, entra Valeri, mentre nel Cittadella dentro Baselli, fuori Di Roberto. Queste le scelte dei due allenatori. La partita però si trascina fino alla fine sullo 0-0. Sassuolo che ferma a 4 la serie di vittorie consecutive, terzo pareggio nelle ultime 4 partite per il Cittadella. Sassuolo che sale a quota 50 ma viene raggiunto dal Torino che ha battuto il Vicenza e scavalcato dalla nuova capolista, il Pescara, che ha battuto il Crotone.